Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La 35esima giornata della Serie B-Win si apre con l'anticipo del Romeo Menti di Castellammare di Stabia tra Juve Stabia e Padova. La squadra di Alessandro Dal Canto ha 57 punti in classifica, occupa al momento il quinto posto che permetterebbe ai patavini di arrivare ai playoff. La Juve Stabia di punti ne ha 47. Comincia meglio però la squadra di casa con questo tentativo da parte di Marco Sau. Tocca a Bovo, attenzione a Zito che però spara largo da ottima posizione, non inquadra la porta. Ancora un tentativo da parte di Marco Sau che trova però la risposta provvidenziale da parte di Perin. Ottimi due portieri nella giornata di oggi. Attenzione poi a Cutolo, pallone che arriva a Lazarevic, guardate la deviazione da parte di Andrea Sekulin, portiere giunto dalla primavera della Fiorentina, in prestito alla Juve Stabia. Ancora un traversone di Franco Cutolo, tocca ma soprattutto devia Sekulin e non lascia scampo a Daniello Cutolo. Un tentativo ancora da parte di Lazarevic, respinge in qualche modo Sekulin e poi questa volta a salvare è Di Quonzo che riesce a evitare il tap-in da parte di Daniello Cutolo. Rivediamo il sinistro da parte di Lazarevic. Si chiude sullo 0-0 il primo tempo, ripresa che vede i patavini in avanti con Renzetti, pallone dentro, il tentativo di testa ad allontanare da parte di Mauri Donovan, pallone che si stava però quasi per insaccare nella propria porta. Attenzione a questo destro di prima intenzione da parte di Sau, ben servito da Bakogu, respinge in stile hockeyistico Perin con i piedi. Arriva anche Cutolo direttamente sugli sviluppi di un corner, pallone deviato e un altro calcio d'angolo in favore del Padova che ha avuto sicuramente più occasioni nel secondo tempo. In mezzo a quattro Agnello Cutolo fa partire questa sorta di pallonetto sulla quale Sekulin si distende in angolo. Davvero una giocata fantastica da parte di Agnello Cutolo, guardate in quattro su di lui, arriva un pallonetto magico col sinistro, bravissimo Sekulin. Ancora un tentativo da parte del Padova con Lazarevic, palla dentro, Franco non trova la deviazione anche perché a interdirgli il tiro c'era Scozzarella che riesce a intervenire, a mettere in angolo Cutolo, una giocata, ancora Agnello Cutolo, palla per Ruopolo, il suo destro, Sekulin si allunga e ancora una volta è l'ex portiere della Fiorentina Primavera a salvare il risultato per la Juve Stabia. Attenzione al rilancio lungo, Legati, stende Sau. Per l'arbitro della sfida Gennaro Palazzino non ci sono dubbi, si tratta di calcio di rigore in favore della Juve Stabia. Arriva la svolta del match, arriva al 34esimo, rivediamo Legati, trascina a terra Marco Sau, espulso Legati e Marco Sau dal dischetto non sbaglia all'80esimo. Sau segna il suo 20esimo gol in stagione, ma soprattutto porta in vantaggio la Juve Stabia. Calcio di rigore perfetto sul quale nulla può Perin. E allora Padova in 10 che subisce gli attacchi da parte della Juve Stabia con Raimondi però che si divora letteralmente il gol del 2-0 e allora prova la beffa nel finale il Padova con Ruopolo che salta di testa, si ritrova lì il pallone, spara però altissimo da ottima posizione, ancora Daniele Vicius dentro l'area di rigore, para Perin e poi in qualche modo Franco libera. Attenzione però questa palla in profondità, dentro per Marco Sau che aggira Renzetti, ancora Sau e non sbaglia ed è 2-0 per la Juve Stabia ed è il 21esimo gol in stagione per Marco Sau che supera i 20 gol segnati nella scorsa stagione con il Foggia di Zeman. Quest'anno ne ha già fatti 21 e a -2 dal capocannoniere Ciro Immobile, ma soprattutto la Juve Stabia batte 2-0 il Padova che ora rischia il posto nei playoff.